due punti sono: primo, il diritto di recesso dei soci. In caso di trasformazione della società, il socio deve avere garantito il diritto a recedere, può anche non accettare di partecipare. Il secondo è la deducibilità delle perdite. Ci sono soci che hanno pagato anche sulla rivalutazione tasse, sulla rivalutazione delle quote, alla fine si trovano a dover essere costretti ad partecipare alla trasformazione e non vedere, in caso di perdite certe, la possibilità di dedurre secondo il codice civile le proprie perdite. In questo sistema dove il capitale dei soci rischia di essere talmente frazionato, diventare insignificante, è opportuno che tutti i soci, tutti i vecchi, diciamo, soci di queste società cooperative che ora diventano azionisti, si aggreghino insieme e facciano massa critica per almeno contare un po' di più e contare qualcosa. Qui non abbiamo fatto bella figura come classe anche imprenditoriale veneta, c'è stata una falsa comunicazione sociale, perché avevamo società che avevano addirittura che elargivano dividendi fino a qualche tempo fa, avevano valutazioni sovrastimate, addirittura superiori al patrimonio netto, che precisamente poi li abbiamo crollare perché inconsistenti, sono valori inconsistenti che sono stati del tutto falsati. Quindi si faceva questo forse per attirare risparmio, pur consapevoli che alla fine questo risparmio sarebbe stato poi rubato ai cittadini.